Amici dell'Eticolo di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal palatenda di Girifalco. La Volo Virtus Lamezia affronterà la Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Qui con me, come sempre, Renato Gallo. Buonasera a tutti. Alla Siamo regia Annalisa Gallo. in un palatenda con struttura in legno lamellare, forma cilindrica. Fa abbastanza freddo. Sono 10 gradi interni ed esterni. Si incomincia, posizione angolata come potete vedere. Sarà molto difficile oggi. Eccoci, Volo Virtus Lamezia con 18 punti in classifica. Pallavolo Jolly Cinquefrondi con Renato, dammi una mano che tu hai la non ti classifica. sentivo, dimmi la classifica. Subito, 46 punti Jolly, mentre 18 la SD Volo Virtus Lamezia. Primo arbitro ha detto Gabriele Durante Claudia, secondo Morello Elena, coppia arbitrale femminile. Squadre che si sono salutate. Ultimo raduno in panchina prima della partita e poi si può iniziare. Prendono posizione due arbitri. Starting six, Renato, che tu ce li hai pure segnati. Io oggi farò difficoltà a dire nomi. Ah, lo vedi che gioca invece Gabriele? Non era allenatore. Vai, fai lo starting six. Gaetano Manolo, questo giocava, Gaetano Manolo, dove l'ho visto? Giocava nella Lamezia di B, Gabriele. Sì. Ora chiediamo qui un supporto tecnico, il numero 51, Gaetano Manolo, giocava nella Lamezia di B? Giocava in B, Vediamo. sicuro. Partirà la Lamezia, no, partirà la Jolly al servizio con Remo. Eccolo inquadrato in fondo. Allora, vediamo chi c'è in campo. Il numero 3, Perri. Il 51 abbiamo detto Gaetano Manolo. Numero 18, Viterbo. Numero 7, non pervenuto. Numero 1 è Colloca. Numero 15, Saffioti. Intanto primo punto per Volo Virtus. Sì, invasione a muro della Jolly. E quindi primo punto per la squadra di casa. Con Saffioti al servizio. Baramo. Muro della Jolly. Master block. Perri. Schiacciata di Perri. Dobbiamo tenere l'immagine zoomata dalla telecamera. Libero Morello. Barreca al servizio per la Jolly. Lascia sfilare il libero sotto ai nostri occhi. Palla Velletta, finta fuori. Si prepara. Colloca o colloca. Non hai messo l'accento. Colloca. Su Remo. Raul Spanò passa in mezzo alle mani
L'abbiamo visto benissimo, penso anche dalla nostra posizione. Tanto non ho audio. Mi dice dalla regia che ci sono, ma non ci sono in cuffia. Ora è tornata. Raul Spanò al servizio per la Jolly che cambia lato. Vedremo dove la posizionerà. Si attende il secondo arbitro. Stanno ancora sistemando qualcosa nel segnapunti sul punteggio di 2-2. Raul Spanò Su Viterbo. Muro Murato. di nuovo di Varamo. Giacomo Varamo. Sì, aspetta Varamo, Su non si schiacciata di Perri. non si è fatto ingannare. Sempre Spanò al servizio. Direttamente sul libero Sbaglia. Morello. Ancora Spanò per la Jolly. Parata. Altro errore. E per un pelo Grandinetti non riusciva a ritirare su questa palla, salvata da Colloca. Quindi altro errore in ricezione. C'è Santa Croce. Ricezione libero. molto corta. Eccolo Verso la Spanò. linea dei 3 metri. Ecco Manolo. Tuffo, grandissimo recupero di Remo, Poi c'è il blocco. vanificato dall'attacco di Varamo che viene murato. Perri al servizio. Jump spin per lui, ricevuta bene da Varamo. E Varamo Si tenta. propone all'attacco. Era Posto 4 per Lamezia, Murato ancora da quella parte, stavolta e l'attacco questa passa. volta passa la schiacciata di Viterbo. E quindi punteggio 5-4, avanti Lamezia di 1. Perri al servizio, al salto. Ui, completamente out. Il suo servizio ha forzato troppo la sua spin e pallone Non ha è chiuso. andato fuori. Non ha chiuso il movimento, sì, del braccio. Varamo al servizio per la Jolly. 6-4 il punteggio. Varamo verso il libero, ma viene anticipato. Attacca il numero, non vedo. Sì, la regia mi fa notare che io sto seguendo il tabellone e io sto scrivendo il tabellone. Sì, ci siamo confusi con il tabellone. 7-4 è un 4-7. Infatti. Sbaglia intanto il servizio Varamo. Una rarità l'errore al servizio del ragazzo della Jolly. Puoi inquadrare il tabellone così vedi che invertito e tranquillamente abbiamo scritto tutto. La regia ci stava facendo notare. Numero 9 della Lamezia al servizio. Riceve Varamo. Attacco centrale con Peppe Orlando. Colloca è riuscito, c'è un'invasione di Pugliatti. No. Sì. Ah, sì, sì, sì. Quindi 6-7. Ancora servizio Lamezia.
Ramo riceve. Remo 4-5. Ho contato i tocchi. Eh sì, pallone che rimane lì dopo il tocco del muro. I giocatori della Lamezia non riescono a rialzarlo. Orlando al servizio. Flotto per lui. Su Viterbo che non... Parecchi errori in ricezione Sì, nella Lamezia. sì, una ricezione vedo molto... Sarà la posizione che non sono abituato a quest'angolo. Mi sembrano, infatti, intanto un time out. Chiesto da coach cittadino. Dove sei quindi per la Jolly Cinquefrondi? Al Palatenda. Ricordiamoci, la prossima volta che verremo a giocare qui, se verremo a giocare, che visto che non ci sono servizi, di non mangiare 1 chilo di mandarine prima. Rientrano in campo le squadre. Si sentono le voci dei giocatori. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Ancora pallone flottante. Attacco da posto 2. Out. Io l'ho visto out. È difficile vederla da qua, Renato. Ecco Manolo al servizio. Pallone flottante per lui, ricevuto da Remo. Pugliatti proprio verso Remo, tocca il muro. Manolo copre. Attacco da posto 4, viene murato. Ricostruzione Lamezia. Sempre in Pallonetto. quella zona. Si lancia. Non ce la fanno i giocatori della Jolly a recuperare questo pallonetto. Muro a 3, difesa al centro sguarnita. È proprio per questo, no? La Jolly è andata con un muro a 3, c'era poca copertura. Remo. Giocato su Remo, sì. Puntorieri in bagger verso Remo, la schiaccia Manolo. Primo tempo ma sotto Pallone sulla rete. rete. 10° punto quindi per la Jolly. Gabriele, Manolo ha un numero in più rispetto al mio l'ultimo numero quando ho fatto il torneo di pallavolo, erano gli anni. Pugliatti flottante. Manolo si propone all'attacco. Attacca dall'altra Raul. parte. Raul Spanò. Primo punto per lui in questo set. 11° per la Jolly. Pugliatti. Viterbo riceve e mura Remo. Manolo. Pugliatti in difesa. Santa Croce. Raul Spanò. Di nuovo Viterbo, tocco del muro. Remo, murato ed è in campo. È in, sì. Sguarnita quella zona del campo della Jolly. Quasi sulla linea il pallone. Viterbo alla battuta. Servizio, giusto. Al servizio. Ho detto servizio? No, Devo dire battuta. Ti eri fermato.
Remo, diagonale. Sì, Per fortuna ottimo. l'hanno fermata, se no ti arrivava direttamente sulla telecamera. Ottima la costruzione della Jolly, una buona ricezione di Di puntorieri. puntorieri, che ha dato ora il posto ad Alessandro Santacroce. Remo al servizio, Spin ricevuta non al meglio. Manolo rimanda dall'altra parte, free ball, Raul Spanò, ma c'è anche invasione. Quindi 13° punto per la Jolly. Ancora Remo al servizio. Stavolta out. Colpisce molto forte la palla. Non chiude al meglio il gesto. Intanto Grandinetti riprende il suo posto, esce Morello, il libero, Saffiotti al servizio, jump flot per lui, senza jump. Pallone out. (14-10) per la Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Su Viterbo, e Perry usa il muro per questo punto. Colloca al servizio, Dove la collocherà? la colloca su Varamo. Sacco centrale di Orlando a Sì, pallonetto. Perry dalla parte opposta, fa buona guardia puntorieri, Varamo, anche lui in pallonetto, Free passa ball. dall'altra parte, questa volta Varamo forza, c'è stato un lieve tocco del muro che ha portato fuori tempo anche il libero. Tutto nato dalla free ball. Raul Spanò si prepara dalla parte opposta, su Morello, colloca Perry, passa tra le mani di Varamo, non ben pure. posizionate. Come? Ha Sì, toccato pure Varamo. sì, appunto, passate in mezzo alle mani, toccando il braccio sinistro. Perry al servizio, salto Bella sul la sua Remo che spin. tiene bene, e Varamo che fa una bella schiacciata in parallela, Bravo, bravo. ottimo. 12-16. Pallone di Varamo. Viterbo Posto 4. passa alla destra di Pugliatti in una lungolinea, e Grandinetti al servizio. Remo di nuovo, Sì. sì, aveva la parallela libera Gabriele, e la sfrutta anche lui come prima aveva fatto Varamo. Un altro regalo della Volo Virtus. Lascia Remo da solo. Poteva fare quel che voleva. Lo schiacciatore della Jolly. Pallone recuperato. Che era finito qui nelle tribunette del palazzetto. Peppe Orlando al servizio. Pallone flottante su Perry. Scelto posto 2. Buona guardia di Remo che ora tenta una palla spinta,
di là c'è Viterbo, Raul, Remo, Murato, no, si è insaccato, si è insaccata e siamo lontana da Spinning, sai. 18° punto della Jolly, ancora al servizio con Peppe Orlando, presente qui suo papà in tribuna. Oh, Altro ace per lui, si aiuta con il sì, nastro. trova un complice nel nastro e la palla cade alle spalle di Colloca. Su Perry il servizio, Viterbo, tocco del muro e casca comunque in campo. Manolo al servizio e su Varamo, Pugliatti sceglie l'attacco centrale di Barreca, poi attacca alta. Remo. Ancora lui per la Jolly, fa valere le sue abilità tecniche. Sì, ha visto Manolo inginocchiato e ha fatto una palla lunga quasi all'angolino. Tanto Pugliatti, 14-20, pallone flottante di Pugliatti, Viterbo riceve, Manolo, intanto c'è, invasione. ah sì, no, ha pestato, Ah, era stato murato Manolo comunque. 14-21, cambio nella Volo Virtus Lamezia. Esce Manolo ed entra il numero 11 Battimelli. Sì. Poi chiama anche formazione, Quindi cambio dell'opposto. questa formazione Però Battimelli è un palleggiatore, Gabriele, almeno così mi hai scritto sulla, l'allenatore così mi ha detto, così ti ha quindi. detto, quindi ok, tutto pronto. Pugliatti, lunga, fuori. Oh, da qui non lo possiamo vedere, abbiamo la linea che viene coperta dalla palla in caduta, per cui non possiamo dire. Ma comunque questa era 8. Da lassù tu lo vedi? Maramo riceve Varamo, Pugliatti, Raul Spanò tenta una lungolinea ma tira basso. se tira basso prende in pieno la rete. Più che altro forse cercava le mani del muro. Beh, troppo basso per le mani del muro. 16-21. Puntorieri Pugliatti. Oh! Oh. Era sul secondo alveo, sul segnapunti questa palla. Pugliatti era arrivato un po' in ritardo sulla palla, poi la spinge molto forte Non mi all'indietro. tornano i punteggi. 17-21 per la Jolly 5 Frondi, che adesso ha chiamato time out mister Tomasello. Ho la penna che mi salta i numeri, Gabriele. Da 14-21 è passata a 16-21. Ho la penna che salta. È la penna, sì, è la penna che salta. Il freddo e quindi saltella. Squadra è pronta a rientrare in campo, fischia l'arbitro, la Mezzi al servizio. Con Viterbo, Pasquale, su puntorieri. Raul fa guardia
Arriva da noi. Per un pelo ci eravamo visti persi. Ho detto addio. Ho calpestato pure il piede del cavalletto della telecamera. Tacco centrale, copre Varamo. Pugliatti all'indietro verso Spanò. Buona guardia di Battimelli, non può attaccare Perry, lo fa invece Varamo tirando la palla. Murato, Battimelli. Da Barreca. 23esimo punto, Jolly. Volevo andare a prendere la palla, mi sono ricordato che ho la cuffia. Io sono su un banco con le cuffie, quindi Non è di nebbia, è un banco doppio. Remo al servizio per la Jolly al 23esimo punto. Spin per lui. Oh, È in campo? conflitto È in campo. tra Viterbo e Morello. La palla passa perfettamente in mezzo. Altro ace per Remo. Intanto 24-17 io per ero la rimasto a Jolly. 17-21. Altro time out in questo set, terzo del set. 2 chiamate dalla Volo Virtus, 1 chiamato da Mister Tomasello per la Jolly 5 Frondi. Si dice la regia che è la penna che salta, non è i meno 5 che ci sono qui in questa cella frigorifera. Meno 5 esagerato. Sì, laggiù ci sono i tonni attesi, pronti per la tonno Callio per essere spediti. La tribuna ci fanno notare che nelle file della Jolly manca uno dei nuovi innesti, che è Corsetti, Alessio Corsetti, che ha giocato sabato scorso in campionato. Mercoledì in Coppa, hai ragione, scusa. All'ultimo set. Remo, stavolta non la forza più di tanto. C'è il muro della Jolly, la copertura di Pugliatti. Alza Remo. Per Varamo Si chiude il primo set. 25-17 per la Jolly 5 Frondi, che continua con le proprie conferme. inquadrato il numero 13, Alessandro Santacroce, spero, dalla posizione della telecamera, Laurendi dalla parte opposta al riscaldamento. Si riscaldano tutti perché qua io tolgo e paro le palle perché
in campo le due squadre dopo la sosta di fine primo set. Batterà Lamezia. Renato, ci hanno detto durante la pausa che è poco luminoso. Chi è? Le orecchie. C'è stato un fischio forte nelle cuffie. Ora ci dovremmo essere, sì. Parte il secondo set, Lamezia. Servizio Orlando. Primo tempo di Orlando. Riceve e si propone all'attacco. Peppe Orlando, riceve singolare per lui. 1-0 Jolly. Cambio di liberi, ovviamente. Di difesa Santa Croce. Di ricezione puntorieri. Adesso Santa Croce. Spano al servizio per la Jolly. In corsa lunga per lui. Su Morello. Tocco del muro sulla schiacciata di Perry e mani out. Dicevo prima, ci facevano notare che è poco luminoso. Uno a uno il punteggio. Perry al servizio per Lamezia, spin per lui sul remo che riceve bene, Pugliatti la smista per Giacomo Varamo. Forte Giacomo, questa palla finisce sulla tribunetta. Bloccato. 2 a 1 Jolly. Giacomino Varamo al servizio. Brutta la ricezione qui. Santa Croce riceve, tacca dall'altra parte. Mani out, però c'è invasione. Out la chiama. No, out, ha toccato l'asta allora. Non l'ho vista. E non ho capito, non mi torna il punteggio. Ah, ecco. 2 a 2. Puntorieri riceve, Pugliatti, attacco centrale con Peppe Orlando. Viterbo. Dall'altra parte Pugliatti, autocopertura. Puntorieri in bagger. Remo. Forte Remo. Però il pallone è out. 2 errori consecutivi per lui. Terzo punto per Volo Virtus. Non mi tornano più i punteggi, io mi sono perso. 3 a 2 Jolly. Sì, cosa c'è stato? Ma sì, ora è giusto. Cioè lì è sbagliato ma è giusto. ma era stato assegnato punto alla Lamezia per pallone out di Remo. Adesso non l'ero girato per l'audio. seggiolone per parlarne. 2 a 2. Annullato quindi il punto di prima. Contesa? Possibile? Ma non capisco più niente. No, perché è successo tutto così. Chiedo... È successo tutto così da nulla. Perché l'arbitro aveva chiamato pallone out di Remo. Poi è stato invertito il punto. Infatti eravamo su due pari. Giusto? Sì, ma c'era stato il pallone out di Remo. E quindi terzo punto per Lamezia. Cartellino giallo intanto per Volo Virtus. Stiamo battendo noi, se il punto è Lamezia. Giallo per Volo Virtus. L'arbitro si spiega. Io non ho capito perché è stato dato il punto al Jolly. Quindi in questo momento la mia regista mi dice che il tabellone finalmente è nella posizione giusta. Ok, quindi terzo punto è della Jolly. 2-3 Jolly. Io ci ho scritto infatti 2-3.
Però sulla logica del tabellone di prima è un 3-2. Sì. Ma io non ho ancora capito perché è stato invertito il punto. Vabbè. Eravamo girati, Gabriele, per vedere il fischio in cuffia. Remo, Orlando. Muro solitario di Remo. Orlando la tiene, duello aereo, la vince il numero 15 della Volo Virtus ed è di nuovo parità tra le due squadre. Perry o colloca, non vedo. Ricevuto da Varano, Colloca. Cugliatti Mamma che dall'altra botto! parte, molto forte Remo, si coordina molto bene. Quarto punto Jolly, abbiamo visto cambio di liberi, al servizio per la Jolly andrà Pugliatti, quindi +1. Si Pallone ferma è sulla troppo rete. teso, sì. Di nuovo parità. Dalla parte opposta penso sia Viterbo, nascosto dietro l'arbitro. Puntorieri, Raul Spanò, Copre Puntorieri. Remo, Op! appoggia questa palla sulle mani del muro Perry, che ricade a centrocampo dove non c'è nessuno della Jolly. Sì, si era tuffato a Spanò, ma giustamente era troppo lontano per poter prendere questo pallone. Numero 18 al servizio. Su Puntorieri, che riceve bene. Remo che trova la diagonale. Era libero. Era libero, la poteva piazzare dove voleva. Sì, Piazza muro bene. a 1, ha visto lo spiraglio tra le mani del muro e l'asta e ha tirato in diagonale. 5 pari. Ecco Remo al servizio. Bene, Santa Croce, Varamo Fuori. la lancia fuori, smanaccia questa palla. Colpito male. Varamo riceve, Pugliatti all'indietro. Raul. Verso Raul Spanò. Fa uso delle mani del muro avversario. Ottiene il punto. 6 pari. Barreca al servizio per la Jolly. Ricevuto, non al meglio. Pallone poi sistemato. Copre Pugliatti Pugliatti. e Varamo, palla lunga di Varamo. Dall'altra parte Sì, colloca. ancora Spanò si è lanciato. Mani out di Varamo che forza questa volta sulle mani del numero 11 Battimelli. Passa il vantaggio quindi la Jolly dopo una serie di punti a punto tra le due squadre. Barreca. Oh, Passe per lui, colpisce in pieno Varamo. questa sera la mamma Spinaci. 7 pari. Beh, dopo che si è tagliato il piede Barreca, Battimelli al servizio. dopo gli errori della scorsa Su partita, Remo che manda dall'altra parte e Manolo, Gaetano Manolo non riesce a prendere, a deviare questa palla che finiva a terra. Gli è passata proprio tra le mani, Gabriele. sì.
Ma no, per pensava la si Jolly. fermasse sul nastro, come Anche questa, lui. sotto nastro. Altro errore quindi al servizio per la Jolly. Di nuovo 8-8. Servizio di Perry. Spin per lui. Su Puntorieri. Puntorieri. Tiene bene. Pugliatti. La Per gira. Raul, fermato dal muro, Varamo dalla parte opposta, pallonetto, copertura, Remo in difesa, Varamo questa volta accelera ma non c'è tocco. Riesco a vedere con la telecamera la linea di fondo dall'altra parte. Anche perché c'è anche disegnato il campo di basket, quindi un po' si confondono le linee. Io non mi trovo più... 9-8. ok, no. 9-8 per la Mezza. Spin di Perry, out. E quindi 9 pari. Giacomino Varamo al servizio. Op. Ma mi sembrava un pochino Accompagnato. molto bassa. Spugliatti, la smista per C'è Remo, Murato, Santa Croce. Alessandro Santa Croce in copertura, tenta il pallonetto, palla spinta, ma c'è un'invasione. Nel muro. Sì, invasione muro dalla Mezia. Bravo Santa Croce a lanciarsi su questa palla che si era schiantata sul muro e finiva in fondo al nostro campo. Giacomino di nuovo al servizio. Colloca, mani out di esperienza, sì. Mani non ben disposte. È stato bravo a leggere il muro, in questo caso della Jolly. Che non era piazzato al meglio. Varamo riceve, Pugliatti. Remo con forza, ma viene colpito. No? No, punto a Jolly. Boh. Mi era sembrato che la palla sul muro gli fosse cascata addosso, no? 10-11, Orlando al servizio. Teso il suo pallone, schiacciata da posto 4, copre Remo e si propone pure l'attacco. Out questa volta, no? C'è tocco. C'è tocco, si accusa, colloca, quindi cartellino verde per colloca. Avanti di 2, Jolly, break. Partita che è iniziata un po' più in ritardo, era prevista per le ore 18, è iniziata verso le 18:30. Orlando furioso al servizio. Perché c'era un'altra partita in questo palazzetto prima di questa. Palla molto corta, Murato, Viterbo. Da Barreca, ben posizionato Barreca, bravo nel colpire il pallone nel suo muro. 10-13. Molto corta la ricezione, la difesa, la ricezione della Mezia, sono tutti sulla liga dei 3 metri, Gabriele. Sanno che la palla è corta, infatti Orlando. Pallone che torna nel campo della Jolly, doppia. Doppia, no, non è doppia di Barreca. No. Non so cosa abbia chiamato l'arbitro. Calpestata la linea? Probabilmente ha pensato la linea di seconda linea. Boh. Orlando. Ci dicono dalla tribuna che era di seconda linea. Mamma che botto, ebbene Morello. Copre Orlando. Pipe e colpisce il povero Battimelli. Come sono contenti i giocatori della Jolly quando gli esce la pipe, Renato. (15-10) il punteggio per la Jolly. Non 16?
Orlando. Troppo corta anche questo servizio. Altro errore al servizio quindi per la Jolly. 11° punto alla Lamezia. Al servizio con colloca. La colloca su Varamo, il pallone in. Sì, ce l'avevamo sotto i nostri occhi. 12-15. Vediamo anche il replay offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Vabbè, avete il replay? Sì, ma era in, io l'ho seguita con la telecamera. Riceveremo Pugliatti, ancora Remo, tocca il muro ed è block out di Fabio Remo. 16° punto quindi per la Jolly Cinquefrondi. Rige singolare di Fabio Remo. Pugliatti al servizio. C'è vento fuori e si sente Si vede il telone muoversi. muoversi. Pugliatti su Morello. Poi primo tempo Bello, di Saffioti. molto bello, molto veloce questo primo tempo. Ottima la costruzione della Lamezia. 13-16. Servizio Lamezia. Jump float su Varamo. Remo. Oh, Poi- com'è passato Remo? Bravo anche in questa occasione Remo che se la ride. 13-17. È proprio Remo ad andare al servizio per la Jolly. Oh, come cade questa palla, hai Sì, visto? non ha effettuato Oh. la spin. Tocca la rete, Colpisce No. anche male colpisce male, non so se... Perry. Perry ha colpito davvero male, però la Jolly non era pronta a rispondere a questo pallone. 14° punto alla Lamezia. Pallone su Varamo, Bella. Pugliatti sceglie Spanò. Bene. C'è un mani out? No? Infatti io pure avevo visto tocco del muro. Ma il pallone out per l'arbitro. Mi era sembrato un 15-17. mani out. Chiama time out coach Tomasello. 16? No, 15-17. 15-17. Vediamo coach Tomasello parlare con i suoi. Costretto a non urlare Renato Tomasello, dato che rimbomba alla grande Inquadra il questo pubblico telone. in fondo. Del Castro ci fa vedere la sciarpa della Jolly e ci vuole, ma la sciarpa va messa non lì. Allora, al servizio chi c'è, Gabriele? Tu che sei in alto, il numero 15, Ho Saffioti? l'arbitro in mezzo pure. Saffioti? Su Varamo alzeremo per Varamo, ma smanaccia anche Varamo e si fa sotto la Lamezia 16-17, sempre con Saffioti al Sì, servizio. il numero 15. Abbiamo in lungo Gaetano Manolo sotto rete, si ferma la palla, E quindi Jolly un avanti di respiro. nuovo di 2. Barreca al servizio. Gli hanno tagliato gli alluci per non pestare la riga.
Costruzione Lamezia. Bene, Raul spanò. Muro di Raul. 20° punto, Jolly. Avanti di 4. Sì, è 20° e 19°. 19. Sicuri? Siamo 16-19. È sbagliato il punteggio. Questa... Varreca. Oh, che bello. Ancora da posto 4 Lamezia. Tocca il muro della Jolly. Stavolta non c'è copertura. Ed è 17-19. Io mi scrivo 17-20, poi 17-19 anzi. Poi vediamo chi ha centrale di ragione. Peppe Orlando. Tocca il muro, non ci arriva, il libero della 17-20. Lamezia. Adesso Ora. sì che è 17-20. E infatti non viene cambiato sul tabellone. Spanò al servizio. L'aveva dato, no, No, 21. 17-21 è stato dato. E 20. Sbagliato. Spanò. Tacco ancora da posto 4. C'è il muro della Jolly, l'ottima copertura Sì. della Lamezia. Prova il pallonetto Pugliatti. Remo, Pugliatti. Varamo. Varamo. È out attacca. di nuovo. 19-21. 18. Oh, cominciamo 18. a dare i numeri, Ed è 18-20. 20, no 21. 18-20. La nostra regista sta seguendo il tabellone. Può darsi pure che abbiamo... È in questo pallone. Lasciano sfilare Varamo e Remo. Quindi in teoria siamo in parità. Giusto? 20 pari. No, quanto stiamo? Non ci capisco più nulla. Cambio nella Jolly. Renato, è uscito Varamo ed è entrato Sicuro. Io non mi ricordo se l'ho scritto, se non l'ho scritto. Riceve proprio Sicuro. Ah, una brutta ricezione. Free ball per la Lamezia, non sfruttata, infatti. Sicuro si propone non ci eravamo all'attacco. resi conto che è entrato Sicuro e non Io l'ho passa. detto, io l'ho detto che è entrato Sicuro. Ah, l'ha detto? Non passa l'attacco della Lamezia. E Ora quindi... siamo 19-21. Ok, Continua a non... 22 per il tabellone. Può darsi che abbiamo sbagliato noi in 3? Sarà difficile. Sicuro al servizio. È l'unica cosa sicura. Una brutta ricezione. Guarda che l'ha presa. Oh, il libero dorme per Morello, si è addormentato su quella palla. Presa con il piede da parte di Renato Perri, se non mi sbaglio. Il numero... no, colloca. Numero 1. Quindi 19-22 per me. Poi vediamo. C'è il secondo arbitro che va a guardare. E quale punto ci è saltato? Poi ce lo guardiamo, ci riguardiamo la partita stasera, e ci contiamo i punti. Si sentono, Anche dalla... si sentono le voci degli allenatori. Ah, ci dicono dalla tribuna, il nostro addetto stampa, che Perri, il papà di Perri, è stato a Cinquefrondi. Domenico. Lo inquadriamo che è seduto da qualche parte. Eccolo su, il primo sulla Sicuro, destra. intanto una brutta ricezione della Lamezia, costretto Lazzatore ad uscire dal campo. Pallonetto di Pugliatti, Per un pelo, ma c'era buona guardia questa volta di Morello. Io mi scrivo il 20-22.
Tu alla prima... Io continuo la mia 20-23. linea. 20-23 per Intanto il Gaetano segno Manolo, puntorieri riceve, bello, attacco centrale di Orlando, tocca la testa di Colloca e pallone che schizza via. Set point Jolly, forse 7 point meno 1, 6 point. È un 6 point. Non è un 7. O è un 7. Orlando al servizio, pallone flottante per lui, molto teso, ricevuto bene dal libero. Oh. Giocata da posto Colloca. 2. Tocca il muro della Jolly, pallone out, block out, 21-24. Pallone molto Sicuro. corto. Remo prende la mira e Morello fa ottima guardia. Pallone recuperato. Free ball da quest'altra parte per Remo che Barreca. pallone Barreca. La piazza bene. Barreca 21-24, a quel 25. 21-24 si cambia di campo. 21, Così 25. dice l'arbitro e così noi segniamo. Io mi sì, segno perché... il 21-24, poi vediamo questa sera quando ci riguarderemo la partita chi. Mi dicono, anche qui mi fa cenno il nostro inviato sulle Sì, tribune. perché c'è stato un momento in cui evidentemente a segnapunti al tabellone, anzi del Una palazzetto, bimba. hanno premuto 2 volte il tasto. C'è una bimba. E poi, infatti, dovevamo controllare se al referto, al foglio del segnapunti. Ma c'è un secondo arbitro che è andato a controllare più volte, quindi vuol dire che noi abbiamo sbagliato. Va bene. Ah, mi devo mettere, mi fa segno la mia regista che devo parare, perché il Lamezia si sta riscaldando qui vicino e rischiamo il computer. 2-0 di set per la Jolly, non sono stati aggiornati i set al tabellone, giustamente. Danno i numeri al tabellone. Speriamo che Viterbo, che dalla parte opposta schiacci bene su il numero 15, si chiama Saffioti, che sono qui sotto, molto vicini. Sul gruppo. Sì, riceve bene Saffioti, schiaccia su Viterbo, si tuffa. Che stai facendo? La telecronaca del riscaldamento? Tu non li inquadri. No, non sono inquadrato. Hanno mandato un messaggio sul gruppo, no, delle trasferte. Ora Che salutiamo tutto il gruppo. mi informo su Gaetano Manolo, ma sono certo che era nella Lamezia Hanno l'anno scritto, scorso. fateci sapere quando inizia la partita, ma Quando inizia, mo me lo segno, glielo dico. Gli ho mandato anche il link della diretta, quindi Ah, bene, bene. più di questo. Mandagli un WhatsApp quando inizia. Tanto siamo ancora a 24. Palatenda di Girifalco, provincia di Catanzaro. Sono le 19:26, 2-0 di set per la Jolly Cinquefrondi contro la Volo Virtus Lamezia. Fischia l'arbitro. Squadre che possono rientrare in campo e io che mi posso rialzare per andare alla telecamera. Abbiamo messo la telecamera abbastanza in alto.
dato che c'è poca luce in questo palazzetto, le linee si vedono poco e da terra non ce l'avremmo mai fatta a prendere tutto il campo. Cambio nella formazione della Jolly iniziale, c'è Sicuro, intendo Sicuro il giocatore, non Sicuro Andrea si chiama? Andrea Sicuro. Remo intanto al servizio, ricevuto da Perri, attacco centrale, Puntorieri si lancia, no, Santa Croce si lancia, ma non alza abbastanza bene il pallone. No, era Puntorieri o Santa Croce? Non lo so. Abbiamo battuto noi, quindi Santa Croce. Perri al servizio, su Sicuro, si propone all'attacco Sicuro, ma smanaccia completamente e pallone out, 1 pari, no, 2-0 la mezza. Diamo i numeri oggi, diamo i numeri. E Sicuro è al posto di Varamo, se non mi sbaglio, nella Jolly. Sì, è Sicuro. Perri riceve Sicuro, in bagger Remo verso Sicuro, stavolta la schiaccia bene, Perri a coprire, Sicuro ancora, Bugliatti all'indietro verso Spano, block out per lui, il pallone era anche in addirittura, quindi primo punto per la Jolly in questo terzo set. Al servizio con Barreca. Barreca, pallone flottante su Perri, attacco centrale vincente, molto veloce del Lamezia, ottima la gestione, un punto del numero 51 ed è 3-1 per Lamezia. Gaetano Manolo al servizio. Remo, primo tempo di Orlando che va in campo. Sì, sotto ai nostri occhi. Sulla linea l'attacco di Peppe Orlando, quindi Lamezia che ha fatto terzo punto con il primo tempo, poi la Jolly ha risposto con un altro primo tempo, 3-2 il punteggio. Raul Spanò si ferma sul nastro. Altro errore al servizio per la Jolly, sta sbagliando abbastanza al servizio la squadra cinquefrontese. Colloca al servizio, pallone flottante su Puntorieri, Bugliatti ancora un altro primo tempo, free ball per la Jolly, Puntorieri, Bugliatti stavolta la smista per Sicuro, out. È out. Altro errore per Sicuro, pallone out. Sì. 5-2 Lamezia, costretto al time out. Intanto dice che c'è stato un tocco. Mister Tomasello. Quindi primo time out del terzo set. Sì, nella precedente azione può darsi che abbia toccato il muro. Infatti il primo arbitro all'inizio aveva assegnato il punto alla Jolly con il gesto del tocco, ma il secondo poi non l'ha visto. Il secondo era nel campo della Jolly, quindi il punto era della Lamezia. Secondo il secondo, il terzo. Chi è arrivato primo, scusa? Fischia l'arbitro. Squadre che tornano in campo. Si colloca a bordo campo per la battuta. Vai con questi giochi di parole. 5-2. Remo
Sicuro che non era sicuro? Eh sì, ed è stato murato. Però è punto Jolly. No, si è insaccato, Gabriele. Ah sì. No, sicuro dico, non era sicuro perché si è fermato e poi è ripartito, ma la palla si è insaccata, quindi punto per la Jolly. È sicuro che va al servizio. Certo. Sì, è in. Si arrabbia, colloca. Che E non la vede da questa parte? Possiamo rivedere il replay perché giustamente l'ho seguito con la telecamera. È out? È out? Io l'ho vista out, sinceramente. Rosso per Rosso? Lamezia. Dopo il cartellino giallo nel primo set, se non mi sbaglio, o nel secondo. No, nel primo. E il punto ora lo daranno. 5-4. Rosso per proteste. 5 pari, in teoria. Viene assegnato al tabellone del palazzetto il quinto per la Jolly. Lo scopriremo nel prossimo episodio. Gabriele, ma rosso per la Lamezia che è in divisa rossa. Da noi Sì. solo se protesta Santa Croce gli dà il rosso, che è il rosso. Se no è bianco-azzurro. 5-4. E continua Ancora a stare sul tabellone, 5-4. sì. Vabbè, si riprende il punto di prima. Intanto sicuro al servizio per la Jolly. Continua ad aspettare. Parla con Tomasello, il secondo arbitro. Si tengono in movimento i giocatori anche perché fa abbastanza freddo. Ancora niente. Ok, ora è stato assegnato il quinto punto alla Jolly, dato il rosso del Lamezia. Sicuro al servizio, continua a palleggiare. E non fischia. Infatti. Sì. Attacco centrale, c'è la copertura. Remo Raul verso Spanò. Colloca. Attacca. Tocco del muro, si tuffa Santa Croce, Remo dalla parte opposta, colloca, ben collocato, muro, copertura, autocopertura di Pugliatti, alza Santa Croce per Remo che spinge la palla sulla difesa di Perri, colloca, tocco del muro, Pugliatti in tuffo, Remo, Morello risponde alla parte opposta. Tocco di nuovo del muro. Santa Croce. Grandissima la sua giocata. Muro. E muro. Lunghissimo questo scambio con recuperi da entrambe le parti. Bello scambio. Bellissima. Io non posso. A Santa Croce voglio fare. Non posso applaudire. Ecco, pure io. 5-6 il punteggio, mi è piaciuto tantissimo il recupero di Santa Croce. Santa Croce si è allungato almeno 10 centimetri. Sicuro sempre sulla stessa posizione. Oh, free ball sfruttata dai giocatori della Jolly, dal centrale. No, da Remo forse. Remo? Sì, da Remo. 5-7 il time out. punteggio. Vuoi vedere? Sì. Time out. Chiesto da coach cittadino. Sì, ci dice la regia che non abbiamo mandato nulla, mandiamo la classifica. Mandiamo la classifica e poi mandiamo subito dopo la giornata, le partite. Allora, 46 Jolly, Diamante 41, Belvedere 39, Corigliano 33, Bisignano 27, Montalto 26, Rende 26, Rossano 26, Virtus Amesia 18, Roccella 16, Crotone 13, Cetraro 9, Volley Paola 9 e Lamezia Volley 7. Ha recuperato la prossima mettiamo la giornata di oggi perché c'è unica partita in calendario, è proprio la nostra, tutte le altre si terranno domani. Renato ha recuperato un punto Diamante sulla Jolly dato il 3-2 sul della 3-2 scorsa giornata contro chi stavamo giocando la scorsa? Bisignano, giusto. Sicuro, sì. Colloca pallone verso posto 4, ancora muro della Jolly,
Non c'è stata autocopertura. Si è fermato, copertura. si è fermato Orlando. Ma colloca all'inizio Renato non stava giocando alzatore. Mi era sembrato, Gabriele, sai. O mi sbaglio? Adesso No, mi era sembrato dall'inizio, però pensavo di essermi sbagliato. Allora vuol dire che intanto Remo si propone, però la palla era troppo indietro, sì, e non riesce a spingere l'altra parte, quindi 7 pari. Infatti colloca all'inizio era alzatore, sì, adesso però sta giocando banda. Al servizio numero 18 Viterbo. Remo è sulla riga, sì, è in. Esattamente sulla riga. Colloca l'aveva chiamata fuori, out, davanti a lui. Stavo per perdere l'equilibrio su questo palo. Fermi che siete. 7 pari il punteggio. Orlando 7-8, 7-8. Alzata verso posto 4, molto bella. Bello, bellissimo. Ottima azione della Jolly. Bellissima l'alzata di Pugliatti. È altrettanto bella la risposta di Remo su questa alzata. Si attendono alla grande i due. Da fuori posto 2, dalla posizione dell'arbitro, del secondo arbitro alzato. Nono punto Jolly. Orlando Furioso al servizio. Si ferma sul nastro. Altro errore al servizio. Rientra Gaetano Manolo, vecchia conoscenza Jolly nel campionato scorso. 8-9. Saffiotti era al servizio. Remo, palla alta e questa volta Muro viene murato per il 9 pari. Sì, è il più alto. Il muro era pronto su questa schiacciata di Remo, ben piazzato. Di nuovo parità. Palla molto alta, ha permesso un buon posizionamento del muro della Lamezia. Sempre Saffiotti al servizio. Sul sicuro Remo, si tuffa Viterbo, free ball. Remo, mura 1, è out. No? Tocco. Chiamato tocco. Tocco. Ehi. Gaetano Manolo si accusa. Numero 18 chi è Renato? Viterbo? Sì, Viterbo ha fatto una brutta cosa, ha tirato un calcio al pallone. Vabbè, non è ravvisato. stato richiamato anche dal suo allenatore. Sì. Sì. È stato graziato, sì. Sì, è stato graziato che c'era già un rosso in campo. C'è stato un brutto pallone. Beh. Santa Croce in bagger verso Remo. Si tuffa, colloca, nessuno va su questa palla dopo un tuffo di colloca. Aveva 11. Pugliatti al servizio per la Jolly. Pallone flottante. Su Viterbo. Out. Non c'è tocco. 12° punto. Chi era, Perri? Beh, dicevamo, non è inquadrato poi il papà, Gabriele. Vero. Domenico Perri, che mi diceva fino ai 16 anni è stato a Cinquefrondi, poi si è trasferito qui alla Lamezia con... Oppala! Era passata, sicuro tira fuori? Deve prendere ancora le misure, sicuro. Tira di sicuro fuori. Decimo punto del Lamezia, Battimelli, a meno 2 dalla alla Jolly. battuta sul sicuro. Remo, mani out. Ottimo per lui, perché era un po' difficile forzare questo pallone e quindi trova le mani del muro.
13° punto per la Jolly. Remo, forte la sua battuta. Spin. Non riesce a spostarsi in tempo Morelli, Sì. questa palla era destinata Colpisce comunque la sua spalla. a finire out, lo sfiora. Intanto il ragazzo del pallone che abbiamo portato da 5 pronti è andato a recuperarlo, è tornato. Ha sbagliato la mira. Il quadro è il ragazzo del palloncino, cioè si vede, il che giovane, passa. Un giovane pescatore aveva con il delle cappello figlie. da pescatore. 10-14. Questa volta Si sposta no, il questa tempo. volta è me. È in, sì. Si lamentano i giocatori della Lamezia. Attenzione, avete già un rosso. Era perfettamente dentro, in mezzo alle gambe di Morello. In mezzo alle gambe di Morello. Cos'è 15? Morello. 10-15 il 10-15, certo che 10-15. Punteggio. 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 Ok, cambiato. Bella questa float di Remo. Non forza il pallone e ottiene un altro ace. Era fuori. 10-16. E chiama time out l'allenatore di Ci casa. dice sempre il ragazzo di prima che quella palla che abbiamo detto tutti in era out. 10, Voi non 16. l'avete ce l'abbiamo un replay? Se non è l'ultima che mando un replay della settimana scorsa. Apri il registro replay. Non ce l'hai il registro replay? Sì, è più complicato da cercare. Piuttosto complicato è che non ti dice qual è. No, questo era l'altro ancora in cui si colpisce la spalla del libero. Torna alla ricomincia. partita, ok. Morello colloca, ma il tocco del muro si tuffa Remo. Coraggioso Remo. La stava pure per prendere. 16-11.
15-17, lunga sì, serie sono positiva del Lamezia. due. Sicuro poi Raul Spano Spanò, attacca, preso dall'alzatore. Battimelli era ben posizionato. Puntorieri, Pugliatti in bagger verso Sicuro, Oh! schiaccia forte ed è punto. 15-17, 18. 18. È vero, arrivano in ritardo i punti al tabellone. Non al nostro ovviamente, a quello del palazzetto. Raul Spanò al servizio. Perri ha ricevuto. Un po' di confusione. Era stata. Oh, doppia. Volevano l'invasione aerea i giocatori della Mezia. Time out. Jolly. Sì, time out chiesto da coach Tomasello. Ecco inquadrata la squadra ospite al Palatenda. Grida Tomasello, si sentono le sue urla. Dobbiamo giocare, dice ai suoi. Giocatori che tornano in campo. 16-18 il punteggio. Cambio nella Lamezia. Esce Battimelli, entra numero 10 Renda Francesco. Quindi torna alzatore, probabilmente colloca, che è al servizio. Brutta la ricezione di Remo, non può arrivare Sicuro. 17-18, meno 1 Si fa Lamezia. sotto il Lamezia in questo terzo set. Ancora colloca al servizio il setter del Lamezia. Pallone in zona di conflitto, Sicuro attacca, tocca il muro, ma il pallone cade nel campo della Lamezia. 19esimo punto per la Jolly, va al servizio con Sicuro. Richiama il cambio e fa rientrare, si erano addormentati in panchina, fa rientrare Battimelli ed è Sicuro E quindi adesso torna al servizio, è Sicuro. torna al palleggio Battimelli. Morelli Sì, Battimelli alza. per colloca, mani out. Quindi meno 1 della Lamezia. Viterbo. No, siamo a Girifalco, Renato. Morello. C'entra Girifalco con Morello. No, ho sentito Viterbo. Viterbo era prima, poi Remo. Attacca Perri, c'è la copertura. Dall'altra parte Remo, Pugliatti copre. Ancora Remo, pallone out. E quindi riaggancio della Lamezia. 19 pari. Si è visto? Cambio. Battimelli ha spinto, chi era? Sì, Battimelli ha spinto via il compagno Doppio per cambio nella Jolly. intervenire. Esce Pugliatti ed entra Varamo. Esce Spanò ed entra Laurendi. Quindi cambio di alzatori. Nella Jolly sul 19 pari il numero 18 della Mezza al servizio. Formazione chiesta dalla Jolly, dato il doppio cambio.
quindi Varamo opposto per la Jolly e non più schiacciatore. Riceve Puntorieri. Prima Laurenti. alzata, ed è in campo questo diagonale di Remo. Su servito questo pallone dal nuovo alzatore Laurendi. E quindi torna in vantaggio la Jolly dopo il pareggio del Lamezia. Si prepara a fondo campo Remo, Peppe Orlando. Orlando. Pallone flottante per lui, ricevuto bene. Su Perri che Rigioca schiaccia bene. Perri. Molto forte l'attacco di Perri, rige singolare per lui, riceve e attacca. 20 pari. Lottato quest'ultima parte di set. Saffiotti al servizio. Remo, Senza salto Saffiotti. Remo si propone ma fa buona guardia, colloca, Perri attacca. Perri di nuovo si tuffa sicuro in una zona di campo sguarnita e passa in vantaggio. 21-20 il punteggio a favore della Lamezia. Saffiotti ancora al servizio. Su Remo, attacco non perfetto di Barreca. out. Spreca tutto, colloca. Era libero Renato perché alla fine il muro della Jolly era in controtempo e ha sprecato tutto. Sicuro che la colloca? Sì. 21 pari. Per la Jolly c'è Varamo. Colloca, riceve. primo tempo. C'era il muro di Barreca, però viene scavalcato e il pallone cade Con al un centro. tocco leggero Cade al centro a della scavalcare formazione della Jolly. il nostro centrale. 22-21. Battimelli al servizio. Indicazioni del coach. Sul sicuro. Sicuro. Non è molto sicuro qua. Remo, Autocopertura. Pallone che va a finire di nuovo nel campo della Jolly. Barreca non è riuscito Barreca non ad riesce a alzare il tirarlo pallone. su. La palla semplice gli si aggancia alla rete. 23-21, si chiudono i cambi. Esce nuovamente Varamo, rientra Pugliatti, esce Laurendi e rientra Spanò. Quindi formazione iniziale del set, con Pugliatti che riprende il ruolo di alzatore e Spanò sostituito a Varamo alla fine al posto di schiacciatore. In difficoltà sicuro. Sì, Nella fase di ricezione non molto sicuro. Non molto sicuro. È Ace, pronto quindi. Barreca. No, non è pronto Varamo. Vedevo che si stava togliendo, invece sta mettendo la punta. Pensavo 24-21, allora, set point set per point, la Lamezia. 3 set point a disposizione della Lamezia per chiudere questo incontro. Per chiudere questo set, perdono. Ancora sul sicuro. Sì, questa Pugliatti volta Remo dalla gira parte opposta. indietro. Pallone che viene Ripreso. recuperato dalla Lamezia. Un ottimo recupero. Schiaccia Remo come può. Perri riceve e attacca. C'è Pugliatti. Attacca ancora Remo. Stavolta va a segno. Non riesce a prenderla. Battimelli. E primo set point annullato. 24-22. Era Battimelli prima che si è tuffato e non colloca. Infatti io ho detto Battimelli. Io ho detto colloca, 1-1, l'altro è 1, c'è un Remo, la forza. non tanto. Perri riceve. Battimelli, Primo tempo. attacco centrale, c'è la copertura. Pallone che viene recuperato. Free ball dalla per la parte Jolly. opposta. Puntorieri. No, Santa Croce. Raul Oh, è smanaccia passato. Perri.
pallone che passa, sì, Oh, sicuro, ottimo il suo attacco, non ci arriva il libero del Lamezia, altro sì, set point stava annullato, andando 24-23. all'indietro, è stato preso controtempo, si è dovuto ributtare in avanti e non raggiunge il terreno in tempo prima dell'impatto della palla. Ancora Remo al servizio per la Jolly, si concentra Remo in attesa del fischio che arriva adesso, Su non la forza Perry, più di tanto. dall'altro Stavolta parto colloca, cambiato, Muro 1, c'è, Santa Croce, costretto alla free ball sicuro, Perry, c'è di ancora nuovo da d'altra quel parte lato, sempre a colloca, Muro 1, e set vinto dal Volo Virtus Lamezia, 25-23, la Jolly che ha perso la testa nell'ultima parte di set, non concentrata, ne approfitta la Volo Virtus e vince questo set 2-1, quindi al Palatenda per la Jolly Cinquefrondi. Certo è che quando la Volo Virtus è arrivata a 24, Renato, la Jolly ha iniziato ad impegnarsi un po' di più. la giornata ci dice il nostro regista, la nostra regista. Allora, come potete vedere, oggi è l'unica partita a calendario, le altre si terranno tutte domani. Amaro Bizantino, beh, è inutile, ce n'è solo una oggi, è inutile che vado a leggere cosa c'è domani. Quarto set che sta per cominciare, con Giacomo Varamo schierato al posto di sicuro. Quindi formazione che torna come il primo set,
È come il secondo set. Formazione iniziale per la Jolly. Al servizio dall'altra parte Bettimelli. Sbaglia subito Remo in ricezione. Ace, inizia bene la Volo Virtus con Battimelli. Che batti bene. Batti meglio. No, batti bene invece. Eccolo di nuovo, Varamo. Varamo dentro il pallonetto, ma tuffo. Grande tuffo. È doppia. Poi per una doppia, un tuffo di Gaetano Manolo. Si sono fatte le 20 e si ghiaccia ancora di più, Renato. Ma non c'è più vento. Io ho le mani ghiacciate e le mandibole gelate. Tacco della Volo Virtus è out. Lasciano sfilare i giocatori della Jolly. Secondo punto per la formazione ospite. Raul Spanò al servizio. Su Morello. Colloca bene questo. Sì, anche perché la Jolly era con un muro a 1, aveva lo spazio per tirare forte. Santa Croce non ha potuto farci nulla. Di nuovo parità. Servizio alla Lamezia, riceve Varamo. Pugliatti ritrova la combinazione con Orlando e da un po' che non si vede. Sì, stavo per dire la stessa cosa. Non sta servendo il centrale Pugliatti. E quindi passa di nuovo in vantaggio la Jolly al servizio con Varamo. Pallone ricevuto bene. Primo tempo curato di Orlando. Orlando. Si coordina bene, legge bene l'attacco del centrale della Volo Virtus. Avanti di 2 la Jolly. Ancora a servizio con Giacomo Varamo. Giacomino. Varamino no, Giacomino. Chi c'è da quell'altra parte? Muro, l'hanno recuperata, vediamo. Ha tentato, colloca di piede con questo batti e ribatti. Era difficile. Sì. Prima aveva recuperato una palla e poi i suoi l'hanno sprecata. Quindi avanti di 3 la Jolly. Ancora al servizio con Varamo. Su Viterbo. Non al meglio. Colloca una palla al centro. Remo. Fortissima la sua schiacciata. Viterbo ci riprova. Muro. E non l'hanno ripresa, hanno tentato un recupero su questa palla, ma non è andata a segno. Si comincia a far sentire la fame. Varamo. Tocca il Viterbo, dall'altra parte chi c'è? Perri. Monster blocca ancora Peppe Orlando. Chi c'era dalla parte opposta, Gabriele? Chi c'era? Chi ha schiacciato? Colloca, mi pare. Numero 1, sì. Una schiacciata di Colloca, quindi 2-7 il punteggio. Un ottimo Orlando al muro. Sempre su Viterbo. E Viterbo questa volta viene servito, tenta il pallonetto, ma c'è copertura di Spanò. Remo. E non ci arriva nessuno dopo il tocco di bell'intervento di Morelli. Sì. Di Morello, no? Quello è Morelli. Di Striscia è Morello? È Morelli. Morello, uno di questi, insomma. 2-8. Varamo. Chi c'è di là? Colloca. La posta 2. Stavolta in il muro della Lamezia. Si ferma così questa rotazione che ha dato un po' di noia e di problemi alla Lamezia con Gaetano Manolo al servizio. Non si vede perché è ostacolato dal seggiolone. No, è Gaetano Manolo. Sì. Varamo.
Out, sì. peccato. Aveva sistemato un ottimo pallone Pugliatti, poi giustamente Orlando come può colpisce il pallone e il pallone è andato a finire out. Era in controtempo. Out anche questo servizio, quindi 4-9, servizio Jolly con Peppe Orlando. Cioè il racchettapalle importato da 5 Brondi in tenuta invernale. Eccolo qua inquadrato. Ricevuto bene questo servizio di Orlando. Colloca Ora bene out. questa volta sulle mani di Remo e la palla finisce out. Ottima la costruzione della mezza in questo caso. Il muro della Jolly era bello compatto, però Ora pallone out. si colloca al servizio. E colloca questa palla su Remo che viene servito. Muro. Pugliatti sceglie Remo. Ma c'è Pallonetto. copertura di colloca. Colloca ad attaccare. Pugliatti Spano. Duello aereo. No, Vinto dalla Lamezia. Con il muro. Pallone che cade a centrocampo. Ed è non il sesto poteva punto. Remo spingere più di tanto perché era in rincorsa su questa palla mentre il muro era ben piazzato. Colloca al servizio ancora per il Lamezia. Si batte e colloca questa palla su Spano. Spano. La Si prende, fa abbassa bene, fa Varamo, bene. meno male. Duello aereo ancora. Giustamente Ah, poi Barrega. autocopertura di Barrega, ma c'era Pugliatti, toglie dalle mani di Pugliatti questa palla e poi nessuno Non può la poteva intervenire. riprendere, infatti. Altrimenti sarebbe stata doppia. 7-9. Ancora colloca. Una rotazione che dà fastidio alla Jolly. Sta questa. collocando bene i palloni. Sempre su Varamo. Altro duello aereo, stavolta copre Pugliatti. Remo. Copertura dopo il muro, sì. Free ball dalla parte opposta. Barreca. Barreca. Remo, tocco del muro, mani out. E non ci è arrivato Perry. No, colloca forse. Sì, colloca. E Non si ci è colloca arrivato. da tutte le parti. 7-10. Pugliatti al servizio. Primo tempo, ma c'è Pugliatti, Remo dalla parte opposta. Costruzione da Attenzione a mezza. colloca, ma c'è Pugliatti di nuovo. Varamo per Remo, ma rovesciato. per Free free ball. ball. Muro della Jolly. Spano prova a effettuare l'autocopertura, ma Manda out dalla parte opposta. Chi c'è? Sotto rete per un pelo non è andata. Il numero 18, Viterbo. 8-11 al Palatenda. Fabio Remo al servizio. Spin per lui. Oh, riceve male. Sì, Perry questa volta. Eccolo inquadrato, Fabio Remo. Dopo questa ace. Il piccolo Remo detto? Bagaia. Pagaia, sei un piccolo Remo. 8-12. Remino. Il Remo Senior oggi dove gioca? Lo sappiamo? Non lo so. Questa volta Perry si propone, si tuffa Remo, dalla parte opposta Varamo che da un pezzo che non... Ma è stato costretto a smanacciare perché non è che era buona non era molto buona l'alzata di Pugliatti. 9-12 il punteggio. Deve mantenere la concentrazione la Jolly. Aveva tentato probabilmente le mani alte del muro, si ferma di nuovo sul nastro. Ci pensa la Volo Virtus a far tenere la concentrazione numero la Jolly. 15 Saffioti.
9-13. Barreca, ricordati un pezzo d'alluce in meno, Altrimenti calpesta 5 la linea. centimetri, anche 3. Out. È in. Vabbè, da qua non la potevamo vedere. In il servizio di Barreca. 14° punto. Ace, quindi, per il centrale 5 frondese. Cresciuto anche lui nelle giovanili della Jolly. Ancora Barreca, stessa di prima. Monster block della Jolly con Peppe Orlando, solito, Sì. a muro. Tentativo di recupero di piede di Manolo, che dalla sua altezza si è schiacciato completamente a terra e col piede ha tentato di recuperare, di intercettare. Barreca ancora al servizio. Pallone molto teso. Sì, a fil di rete, dall'altra parte Perri tenta un pallonetto con tocco del muro. Alleggerisce il muro. Raul Spanò che da un pezzo che non sta, tocco del muro questa volta su schiacciata di Giacomino Varamo e punto Jolly. Sì, ha messo a terra stavolta Varamo. Complice Pallone muro. deviato ovviamente Time dal out, muro. primo time out di questo quarto set. 9-16 il punteggio. Time out chiesto dalla Volo Virtus. Si riscaldano Mentre si riscaldano giustamente. i nostri, anche noi nell'angolino ci stiamo riscaldando, saltellando. La nostra regista ha raggiunto temperature da artico, infatti è dritta, ferma, sembra uno stoccafisso che arriva dalla Norvegia. 4 gradi, temperatura minima. Intanto saluti alla famiglia Orlando in quel di Cetraro e Roma, mi pare che la zia, Sì. saluti alla zia. 9-16 il punteggio. Ancora Barreca al servizio, ma Cosa il c'è? secondo arbitro controlla ancora qualcosa. Ah, formazione chiesta. Formazione. Sì, ma non è stata chiesta forse, sai. Era il secondo arbitro che ha voluto controllare. Vabbè, ma o ha chiesto o lo chiede o è fallo di posizione, non è che gli puoi dire prima, cioè vuol dire che l'ha chiesto. Perché no? sì, evidentemente. Non è che Però non ho notato la chiamata. 9-16 Barreca. Riceve bene la Mezia, primo tempo in campo a scavalcare il Gaetano muro. Manolo. Sì, ha scavalcato il muro della Jolly. 10° punto la Mezia. Dietro di 6 Battimelli al servizio. Varamo riceve Pugliazzi dietro verso Raul. Punto del Jolly. Altra invasione. Altra invasione a muro della Mezia. C'era stato il recupero della Mezia 10-17 sulla schiacciata di Raul Spanò, che ora è pronto alla battuta, altrettanto pronto l'arbitro. Pallone teso in bugger Lazzatore. Tocco del muro, Varamo alza per Raul Spanò Schiaccia. che sfrutta il muro e niente può Morello. Sì, perché dà un cambio di rotta decisivo il tocco del muro. Sì, c'era Capitan, non me lo ricordo come si chiama, di Star Trek. 10-18 Raul Spanò. Ace per lui. Danza questa palla sul nastro, dolori per Manolo. Sì, sta effettuando servizi molto corti Raul. Numerosi palleggi per lui. 10-19 ancora Di nuovo un altro servizio corto.
tocca il nastro. E poi l'attacco vincente del Lamezia Solito da posto colloca. 4. Santa Croce non è riuscito a tenere in gioco il pallone. 11° punto Allungato per il piede. Lamezia. Perry al servizio, jump float, out. Completamente out. Il suo servizio carica troppo. 20° punto per la Jolly. Giacomino Varamo, Non deve abbassare Pronto. la guardia alla squadra di Tomasello. di nuovo sempre molto corta la ricezione del Lamezia, E infatti e Ace sfrutta subito con una palla tesa. di Varamo. 21° punto Jolly. Doveva fare un passo indietro per ricevere questa palla. Time out, secondo time out della Lamezia. E ci sta, intanto noi appoggiamo la cartellina, togliamo la cuffia e facciamo riscaldamento. E facciamo riscaldamento. Continuo io la frase. E facciamo riscaldamento. Renato e Francesco che a bordo campo si riscaldano. Eccoli qua. Clima abbastanza freddo al palazzetto. (11-21) rientrano in campo le due squadre. Sempre Giacomino Varamo al servizio, finiti i time out del Lamezia. Colloca, Battimelli verso Colloca, c'è il muro, mani out di Colloca. Yes. E Colloca giustamente non poteva fare altro oltre che mani fuori. Sì, ha collocato la palla sulle mani del muro. 12-21. Gaetano Manola al servizio, Si tuffa Puntorieri. si tuffa Puntoriere, ma era davanti a Giacomino Varamo la palla. È spuntato dalle spalle nel tentativo di prendere questa palla. Puntorieri riceve Pugliatti. Una grande giocata con Peppe Orlando. L'alzata all'indietro. 13-22. Ottima giocata della Jolly. Ed è proprio Peppe Orlando ad andare al servizio per la Jolly. Pallone molto corto, ricevuto bene. Battimelli. Colloca, sempre la solita, colpisce Raul. Sì, perché Raul ovviamente non poteva fare meglio. Comunque l'attacco della Lamezia è concentrato su Colloca. Colloca. Colloca che aveva iniziato da palleggiatore questa partita. Ora si colloca al servizio per il 14-22 su Remo che passa per un Flash pelo di Remo. e Colloca Schiaccia continua forte. a schiacciare. Io non posso andare, va il ragazzo, inquadra il ragazzo, non è inquadrato il ragazzo che sta recuperando la palla. Ecco, addirittura con i piedi. Time out Jolly. Riscaldamento. Fa bene Tomasello a chiamarlo, perché sono due palloni consecutivi di Colloca a schiacciare molto forte. 16-22, 15-22 il punteggio al palatenda di Girifalco. Squadre che tornano in campo dopo il time out chiesto da coach Tomasello.
sempre colloca al servizio, lungo, questa volta su Remo, alzata di Pugliatti in tentativo di recupero. Eh sì, perché Pugliatti è arrivato in bugger rovesciato, ha caricato quasi il in più tuffo. possibile, sì, ha Quasi in caricato il tuffo. più possibile. 16 Abilità. a 22. Servizio Lamezia. Out questa volta. Sì, sì. 16-23. Si prepara Pugliatti al servizio per la Jolly, cambio puntorieri con Santa Croce. Tanto sono le 8:30 e 20, che ore sono? 20. Sbaglia il servizio Pugliatti. 17 per Lamezia, 23 per il 5 Frondi. Cioè cambio. Possiamo chiuderla questa partita? Sì, che fa freddo. Esce Viterbo ci fa ed fame, entra di nuovo il numero 10 Renda il cambio che abbiamo visto. sulla battuta. Sì, è il cambio che abbiamo visto nello scorso set. Su puntorieri, la tiene bene Pugliatti. Remo un pochino sfrutta bene le mani del muro. Remo su questa palla bravo, molto difficile. bravo, bravo. 17 a 24, match point per la Jolly dopo aver sprecato lo scorso set. 7 match point. Primo match point nelle mani di Remo. Fabiolino Remo. Forte. Forza, beh, ci sta. Primo match point sprecato per la Jolly. Si passa al secondo. Saffiotti al 18-24. servizio per il Lamezia. Out il suo servizio. E si chiude Il match. come con il risultato ormai classico della Jolly, 3-1. 3-1. Un set lo concede sempre la Jolly all'avversario. Finisce quindi la partita al Palatenda di Girifalco, squadre ai saluti. Tra pochissimo vi salutiamo anche noi perché fa freddissimo. Sì, diamo e abbiamo anche appuntamento, fame dato che è stato ritardato l'inizio della partita. perché c'era una partita di Serie D in corso femminile che si è allungata un pochino. Comunque l'appuntamento, Gabriele, è per il 16 alle 18, 16 febbraio 18 al Inquadrati. Palabonini. I Incontreremo vincitori. il Rossano. Quindi una grande partita. Amaro seguire. Bizantino Pallavolo Rossano il giorno 16, Pallavolo Jolly 5 Frondi. A 5 Frondi al Palabonini. Bene, direi di chiudere. di raccogliere, così ci muoviamo un pochino e Grazie raccogliamo. ancora per averci seguito. L'appuntamento alla prossima partita prossimo con l'Edicola di sabato Pinuccio. siamo Buona serata. stanchi.